Giovanni Dimitri è uno dei dirigenti del gruppo di lavoro che gestisce le associazioni che sono vicine e sensibili alla Guardia di Finanza, anche nell'ambito del recupero storico delle notizie che riguardano questi operatori, questi uomini d'arme, tra i quali l'eroico Antonio Pio di cui si è parlato oggi. Una figura che Giovanni Dimitri deve essere ricordata per il suo valore morale di attaccamento all'Italia, di attaccamento alla patria, al di là delle valutazioni che possono essere di parte. Stiamo parlando di un italiano che ha mostrato con la sua attività e con il suo eroico e tragico evento, la morte in Dachau, l'attività svolta in quegli anni da diverse figure appartenenti alle forze dell'ordine, in particolare della Guardia di Finanza, cui ho avuto modo di svolgere l'attività anch'io per più di 40 anni e che comunque contribuisce a dare lustro e pregio a quello che è l'attività degli uomini e degli italiani in quel periodo funesto per l'Italia.